Le principali specialità del Friuli Venezia Giulia, circa 300, da 7 tipi di frico a dolci tipici come gli strucchi e la gubana, i vini, le birre. Per un mese avranno un posto speciale in un mercatino locale di Mestre, il Meme di Carpenedo, con l'aggiunta di incontri diretti con i produttori che ogni sabato per tutto marzo spiegheranno come nascono i loro prodotti. Un esperimento fra due territori vicini, ma gelosi e golosi al tempo stesso delle loro specialità. Non si mangia e beve solo, ma si spiega anche quello che si mangia e si beve. Assolutamente sì, è stato creato un prodotto che si chiama Strada del Vino e dei Sapori, che unisce un percorso meraviglioso dove 300 operatori in Friuli Venezia Giulia offrono ospitalità, e quindi ci sono dei bed and breakfast, ci sono dei luoghi di accoglienza, ci sono le cantine aperte, ci sono dei produttori. Per lanciare l'iniziativa, nuova ma pronta a essere replicata, una cena di gala che ha trasformato un auditorium in una sala imbandita, con uno chef in rampa di lancio come il veneziano Davide Marchiori a preparare un menù di sintesi delle variegate specialità friulane con Emanuele Scarello, 2 stelle Michelin a testimoniare il suo valore di chef e di testimonial dei sapori del Friuli. Per esempio citava lo chef le birre artigianali friulane che sono straordinarie, oltre ai vini e alle famose gubane che fin da bambino io poi mi mangiavo di nascosto con la grappa sopra, con la Slivovic, con la grappa, a casa mia c'era la grappa perché negli anni 70 e 80 non si arrivava poi così distante da queste parti. E la carne, la pezzata rossa, noi si parla tanto di chianina, giustamente, si parla tanto di fassona, altrettanto giustamente, ma qui vicino abbiamo degli allevamenti straordinari con una carne buonissima che è la pezzata rossa, che andremo poi a presentare come sempre in varie modalità, sempre ovviamente ben lontane dalla dimensione di chef Scarello, però insomma con grande rispetto del prodotto stesso. Beh, io ho visto stasera questo bocconcino che tu hai fatto di pezzata rossa con lo zabaione di Montasio e questo croccante di San Daniele, e ho pensato che in 2 centimetri quadrati mi sono condensato della mia regione.